Pronti? 1, 2, 3. Questa è considerata valida con Eldorado Breed velocissimo che prende l'iniziativa nei confronti di Beatles Boy Treb, prova ad avanzare al largo Crusoe dei Greppi, ha sbagliato Dio che bel, terza posizione in corda per Degas del Ronco, seconda pariglia per Explosive Nobel, punta in avanti Crusoe dei Greppi che va a chiedere strada ad Eldorado Breed, i due che bisticciano solo per un attimo però, perché Eldorado Breed corre di rimessa, passa così Crusoe dei Greppi. Di fuori è rimasto Explosive Nobel che si porta in scia Elite GSO, poi attenti al lupo che precede Danielone ed Eppi, alla retroguardia Jupiter Turgot, questo il Geronimus Turgot, questo è il treno esterno dopo 600 metri di corsa, passati in 44 e mezzo, comunque passo svelto quello imposto dal leader Crusoe dei Greppi che mantiene cadenza adeguata. Di fuori sempre Explosive Nobel in corda, Eldorado Breed precede Beatles Boy Treb e quindi ancora Degas del Ronco. 59,5 i primi 800 metri di corsa, continua nella sua avanzata esterna Explosive Nobel che raggiunge Eldorado Breed, cerca di portarsi ai fianchi del leader Crusoe dei Greppi, il quale nel frattempo ha passato il primo chilometro in 1:14,8. Crusoe dei Greppi su Eldorado Breed, poi Beatles Boy Treb, di fuori sempre Explosive Nobel con la mossa dal fondo del gruppo da parte di Geronimo Turgot che a 800 metri dalla fine rompe gli indugi e prova ad avanzare in mezzo alla pista. 1:29,8 i primi 1.200 di gara, trova sulla sua strada l'anticipo da parte di Danielone e forse anche quello di Attenti al lupo. Intanto la curva di destra se ne va senza intoppi per il leader Crusoe dei Greppi che continua in vantaggio, in controllo, da dietro si fa fatica a risalire, ci prova ora di scatto Danielone. Intanto il leader continua ad andare di comodo, sempre chiuso alla corda Eldorado Breed, poi Beatles Boy Treb e quindi Degas del Ronco, tutti questi chiusi, avanza solo Danielone che cerca di aggirare il calante Explosive Nobel, il battistrada ora accelera, alla destra libera Eldorado Breed che è avanti a Beatles Boy Treb, all'ingresso dell'addirittura d'arrivo in vantaggio Crusoe dei Greppi, l'avversario ci prova di dentro, Eldorado Breed che va all'interno di Crusoe dei Greppi, poi Beatles Boy Treb è in vantaggio, Eldorado Breed che è passato, Eldorado Breed vince nei confronti di Crusoe dei Greppi che si deve difendere da Beatles Boy Treb, poi Degas del Ronco. 1:15,2 il doppio chilometro, corsa servita perfetta a Ferdinando Minopoli per il training della società di allenamento del team Minopoli, colori di Davide Fico. Manda via Crusoe dei Greppi e della mossa vincente, lo coglie stanco in arrivo, si allarga l'avversario, c'è un'autostrada di dentro, passa Eldorado Breed che vince per il secondo, stretta tra Crusoe dei Greppi e Beatles Boy Treb, per il quarto posto è Degas del Ronco, al quinto finisce il 13 di Briccone Bello.